c'era questa grande partecipazione degli studenti che giustamente sono interessati a questi problemi. Vedo che nel frattempo è arrivato anche il Presidente Conte. Abbiamo appena cominciato. Per voler entrare nel tema della riforma, non posso però non citare il caso del giorno. Inizierei con il Presidente Conte, con la capo di gabinetto del Ministro Nordio, Giusy Bartolozzi, che per stemperare il clima ha dichiarato che con il sì a questa riforma i magistrati li vedremo di fatto tolti di mezzo, perché la magistratura è un plotone di esecuzione. Su questo vorrei sentire entrambi e inizierei col Presidente Conte. Abbiamo dei minuti, possiamo... Considerate che a fine intervento c'è previsto un intervento anche dal pubblico, quindi regolatevi con le tempistiche, ci sono tanti argomenti da affrontare, vi invito ad essere brevi. Voglio essere sintetico, innanzitutto buon pomeriggio a tutti e posso dire, permettetemi, che vedere un'aula così gremita da parte delle giovani generazioni di voi studenti mi riempie il cuore, perché oggi purtroppo la politica ha un deficit di partecipazione e vedere che su questa riforma costituzionale c'è tutto questo interesse, in interesse anche un po', come dire, specifico, dovuto forse al fatto che la maggior parte di voi siete di giurisprudenza, ma forse non solo, mi fa molto piacere. Io cercherò di essere sintetico, però ci avete fatto caso, in modo molto astuto, il professor Borgogno mi ha fatto 3-4 domande e ha detto adesso vorrei che rispondesse qui il Presidente Conte. Ci arriviamo poi nel... In modo molto abile. Se riesce a essere sintetico lo può fare. È fare. una qualità, mica un difetto. E allora cercherò, devo rispondere anche un po' da questo lato a delle sollecitazioni che mi sono state addirittura rivolte come presidente leader di un partito politico che ovviamente ha preso posizione su questa riforma per il no. Allora, vi faccio una breve premessa, perché non so quanti di voi poi hanno letto bene gli articoli, quanti di voi in questo dibattito anche un po' vivace, che sta diventando sempre più vivace, hanno effettivamente afferrato i termini, direi anche tecnici, della questione. Sono stati modificati 7 articoli della Costituzione, alcuni perché c'è stato un impatto, diciamo, diretto, altri ovviamente un impatto collegato. Comunque 7 articoli della Costituzione. Guardate che questo è un governo che non è che in questo momento, se io vi dovessi sfidare, avete a mente qualche riforma per cui questo governo passerà alla storia per questa legislatura? Credo che molti di voi avrebbero difficoltà a segnalare una riforma significativa di questo governo. E io stesso, che sono immerso nell'agone politico, e quindi il fatto che questo governo concentri i suoi sforzi e adesso affronta un dibattito referendario, addirittura il giudizio dei cittadini, per portare avanti questa riforma, vuol dire che questa riforma è davvero significativa, strategica nell'indirizzo politico espresso e perseguito da questo governo. E allora ci viene detto, per la separazione delle carriere, bisogna separare definitivamente le carriere. E uno poi osserva, scusate, ma le carriere di fatto sono già separate. È lo 0,4% dei giudici che passano da una funzione all'altra, PM e organo giudicante, lo 0,4% sul totale, parliamo di 9.000-10.000 giudici. Da ultimo la Cartabia qualche anno fa ha introdotto un'ulteriore modifica. Si può passare da una funzione all'altra una sola volta. E infatti molti addirittura rimangono dove sono. Ancora, uno dice, ma allora perché questa separazione è così importante? Perché questo governo si è incaponito? Perché si stanno accaldando tanto? Gli animi si stanno surriscaldando? Escono fuori dichiarazioni dal sen fuggite, come da ultimo è stato ricordato dal nostro moderatore, del capo di gabinetto addirittura Bartolozzi, il ministro Nordio di Giustizia, che ha dichiarato che qui ci dobbiamo togliere con questa riforma di mezzo la magistratura, perché è un plotone di esecuzione, sottinteso contro la politica, contro i politici. Ma vi aggiungo un'altra considerazione, guardate,
permettetemi, e qui l'accademico fa capolino, una citazione puntuale. Allora, la separazione delle carriere, leggo da questo testo, è un problema secondario che non merita di invelenire ulteriormente i rapporti tra Parlamento, avvocati e magistrati, perché l'urgenza più immediata è ridare alla giustizia un minimo di efficienza. E la separazione delle carriere non ha nulla, ma proprio nulla a che vedere con il funzionamento celere e incisivo della macchina giudiziaria. Queste sono parole scritte in un libro dal ministro Nordio. Perché ridete? Nel 2010 a quattro mani con Giuliano Pisapia, il titolo In attesa di giustizia. Quindi allora comprendete bene che qui c'è un inghippo, un inganno, dicono i logici, un diallelo. E che cos'è? Dov'è questo diallelo? È nel fatto che si sta perseguendo un altro disegno. E come mai si sta perseguendo un altro disegno? Perché attenzione, se voi andate a leggere la lettera del testo riformato, comunque parla sempre la declamazione di principio, cioè tutelare l'indipendenza, l'autonomia della magistratura, anche dei pubblici ministeri, c'è sempre affermato. Quindi se voi leggete la lettera è perfetto il testo, ma voi sapete bene, perché studiate giurisprudenza, sapete che questo lo diceva De Saussure per la lingua. La lingua è come una partita a scacchi. Se tu muovi un pezzo, tutte le altre correlazioni si ridefiniscono le relazioni tra gli altri pezzi. Quindi non è che a testo invariato, se cambia tutto il resto non cambia nulla. È un sistema, quello delle norme giuridiche, giusto? E dov'è allora il trucco? Il trucco innanzitutto è nel fatto che si passa da un organo di autogoverno a più organi. Si moltiplica questo organo per 3, 2 CSM e un'alta corte. Allora, attenzione, oggi questo divide e timpera, giusto? Se tu oggi esprimi come CSM un parere su una riforma della politica del Parlamento, hai un'autorevolezza. Se poi avremo 3 pareri, voi capite che già il gioco cambia. Il sorteggio. Il professor Borgogno ha detto: caro Presidente Conte, se tu avessi in Parlamento 2/3 di parlamentari con te, di che ti preoccupi? Hai una maggioranza assoluta. E caro professore, ma così prendiamo in giro gli studenti? No. Sì, sì, e spieghiamo allora il trucco qual è? E lo spieghiamo. C'è sempre un trucco. Perché attenzione, che cosa hanno costruito? Sorteggio puro. Per i giudici sorteggio puro, tra 9.000 e 10.000 giudici. Quindi uno ci capita lì a casaccio. Semmai non ha nessun interesse per giudicare sulle promozioni, i trasferimenti dei colleghi, non ha nessuna vocazione per le funzioni di autogoverno e si ritrova lì in quel contesto, semmai anche distrattamente. Di contro, invece, il numero inferiore, corretto, il numero inferiore, il Parlamento cosa fa? Anche una maggioranza semplice, domani con una legge ordinaria devono attuare, potrebbe selezionare tra i professori universitari e gli avvocati le persone più affidabili, esperti più affidabili. Allora il Parlamento forma una platea di persone affidabili e da quelle poi possono essere anche in numero leggermente superiore e da lì poi si fa l'estrazione. Quindi si ha la garanzia che i membri politici, tra virgolette, noi li chiamiamo laici, andranno lì con un mandato ben preciso. E se ci hanno lì alcuni con un mandato ben preciso, addirittura semmai espressione solo della maggioranza e non del Parlamento intero e delle opposizioni, secondo voi avranno difficoltà a governare nel quotidiano le attività di autogoverno rispetto ad altri che sono capitati lì casualmente, senza forza rappresentativa e senza legittimazione democratica? Allora voglio rispondere, questo è il primo punto. Poi ci sono altri trucchetti di cui vi parlerò dopo, però finisco su Palamara. Si è parlato molto di Palamara, è uno scandalo. Voi forse siete giovani e non l'avete seguito. Uno scandalo perché appunto questo giudice, pur non essendo componente del CSM, si riunivano all'Hotel Champagne con alcuni componenti del CSM e 2 politici.
Sapete come è andato a finire quello scandalo? Perché effettivamente preparavano, confabulavano per preparare promozioni, trasferimenti e cercavano in qualche modo di fare politica di autogoverno, ma non nella sede del CSM, nell'Hotel Champagne. È andato a finire che il giudice Palamara è stato radiato dalla magistratura. Altri 4 giudici sono stati fatti dimettere, sono stati mandati via. Sapete gli unici salvati chi sono? I 2 politici che sedevano a quel tavolo. Sapete perché? Perché bisognava utilizzare e chiedere al Parlamento, per le garanzie costituzionali, l'autorizzazione a usare le intercettazioni nei loro confronti, e il Parlamento, la politica, li ha scudati. E adesso, caro professore, la politica ha fatto di più questo governo. Ha ridimensionato i 2 reati per cui Palamara è stato condannato, perché ha ridimensionato il traffico di influenze illecite e da ultimo ha addirittura abolito l'abuso d'ufficio. Sapete qual è il risultato della maggioranza di governo che si lamenta del caso Palamara? Che adesso Palamara in questo mese ha chiesto di poter revocare la sua sentenza di condanna perché è sparito il reato di abuso d'ufficio. Allora non ci venite a insegnare nulla sul caso Palamara, perché il Movimento 5 Stelle lì non c'era, non abbiamo mai partecipato a cordate, a traffico di influenze, e noi siamo per la trasparenza della politica, per l'assunzione di responsabilità e la distinzione dei ruoli. Ed è fondamentale garantire indipendenza e autonomia della magistratura. Vi dico solo una cosa e concludo. Io sono stato Presidente del Consiglio. Durante il Covid sono stato denunciato in tutte le procure d'Italia perché chiudevo o perché non chiudevo abbastanza, perché adottavo misure restrittive o non adottavo misure restrittive. Mi sono arrivate tantissime notifiche di avvio di indagini. Sono venuti 4 pubblici ministeri da Bergamo, mi hanno tenuto un'intera mattinata a Palazzo Chigi, ho dovuto dismettere le attività istituzionali per rispondere a loro. Sono stato coinvolto e convocato davanti al Tribunale dei Ministri di Roma, davanti al Tribunale dei Ministri di Brescia. Non mi avete mai sentito dire una parola contro i magistrati. Sono andato lì, ho studiato notte e giorno tutti i documenti che avevano raccolto, ho fatto le mie memorie e vi do veramente la mia parola d'onore. Credetemi, non mi sono neppure mai informato su quale colore politico avevano i miei magistrati. Questa è la politica. Grazie. Allora, Presidente, 2 domande rapide. Perché intanto ha cambiato idea, se ha cambiato idea sul sorteggio, perché non le piace il sorteggio come prevede questa riforma? E poi un'altra. In Italia c'è la vulgata esiste la vulgata che i magistrati non pagano, quindi l'istituzione di un'alta corte disciplinare per giudicare poi i 2 CSM previsti da questa riforma, perché dovrebbe essere una cosa negativa? Vorrei essere chiaro, nel primo intervento io vi ho raccontato più in dettaglio il caso Palamara, che rimane una gravissima deviazione, l'emblema della degenerazione correntizia della magistratura, che è sicuramente un morbo, qualcosa da affrontare e superare. Però attenzione, io non ho cambiato idea. Il Presidente Benedetto non ha completato poi. C'è da aggiungere qualcosa. Abbiamo lavorato per modificare i criteri di elezione con il mio governo. Il ministro Bonafede ha elaborato un progetto di sorteggio ma temperato, che poi ovviamente non è andato avanti perché non ha incontrato il favore anche della destra. E cioè, temperato cosa significa? Avevamo progettato che i componenti togati, esponenti della magistratura, fossero dapprima sorteggiati su una base regionale per un 20%, dopo aver creato questa platea selezionata ma molto ampia. Di lì poi si andavano a fare le elezioni, quindi cercando in qualche modo di intervenire a modificare il sistema attuale. Il problema, e rispondo al Presidente Benedetto, all'Avvocato Benedetto, il problema è che qui, se vogliamo fare allora il sorteggio puro, perché vogliamo disarticolare,
perché riteniamo che la magistratura possa andare incontro, come è stato nel caso Palamara, alla degenerazione correntizia. Io che sono in politica, a me c'è solo una cosa che mi preoccupa di più della degenerazione correntizia della magistratura: la degenerazione partitocratica, che non è inferiore, e ancora è una iattura peggiore. E allora perché non ha proposto questa maggioranza un sorteggio puro, ad esempio, per i professori delle materie giuridiche? Capite allora qual è il tema? Il tema è che di là arrivano dei mandatari, parlo degli studenti di giurisprudenza, ricevono un mandato preciso per essere selezionati, per essere mandati lì, eccetera, e poi sorteggiati in una platea ristretta, vanno persone ritenute affidabili dai partiti, dalle correnti dei partiti. Di là invece è disarticolazione pura. Ecco, questo è il primo passaggio per consentire di realizzare quel progetto che Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, e Nordio, Ministro della Giustizia, Vice Premier Tajani, Ministro degli Esteri, hanno esplicitamente chiarito. Vi vorrei ricordare che nel 2023, luglio 2023, andati a rileggere i giornali, Fonti Chigi viene imputato Del Masso, sottosegretario alla giustizia, da Palazzo Chigi, filtra l'ira funesta di Giorgia Meloni. La magistratura fa politica perché stava indagando e accusando il sottosegretario Del Mastro. Negli stessi giorni, altra ira funesta contro la ministra Santanchè, allora appena indagata, adesso plurindagata, che stanno tutti lì. Capite qual è il tema? Cioè la politica se li conserva, è una nota di merito addirittura per questa maggioranza se tu hai una condanna. Frattanto Del Mastro è stato condannato in primo grado, se tu sei plurindagata, ma qui non è che dobbiamo fare i processi, qui siamo in un'aula di giurisprudenza, la presunzione di innocenza vale per tutti, anche per i politici. Ci saranno però ragioni di opportunità. Se viene fuori ad esempio che una ministra ha utilizzato impropriamente dei fondi Covid distraendo risorse pubbliche dall'INPS, questo è un fatto comprovato, non dobbiamo aspettare la sentenza passata in giudicato. La sua azienda ha voluto sanare, ha restituito i soldi, ha ammesso che li aveva presi impropriamente, si chiama tecnicamente truffa aggravata. Poi vedremo il processo come andrà. Ma perché tenete lì una ministra e un sottosegretario? Qual è il primato della politica che rivendicate? Ancora, post di Giorgia Meloni, 30 ottobre 2025. Era in corso di approvazione questa riforma. Andatela a rileggere sui social, voi che siete molto più abili di noi. Allora, questa riforma la dobbiamo portare avanti, questa riforma costituzionale, perché la misura, la risposta adeguata alla intollerabile invadenza della magistratura. Che era successo? Che la Corte dei Conti aveva detto che quel progetto di ponte sullo stretto non si regge da nessun angolo visuale e così via. Sull'Alta Corte, Presidente. Alta Corte, concludo. Sull'Alta Corte dico solo una cosa. Loro hanno detto che bisogna separare PM e organi giudicanti, giusto? Perché anche questa possibilità ormai remota che uno passi dall'una all'altra parte o comunque molto marginale dà fastidio per il principio del processo accusatorio. Giusto? Allora fatemi capire, ieri Giorgia Meloni ha fatto un video in cui ha detto questi percorsi PM e i giudici si incrociano continuamente. No, si incrociano, l'abbiamo detto solo una volta. Ma allora se è così pernicioso questo incrocio, perché poi all'Alta Corte li rimettete insieme? Perché si ritrovano insieme. Capite allora? Capite allora? Cioè loro li fanno ritrovare insieme laddove poi l'Alta Corte deve esercitare la potestà punitiva, disciplinare, che è quella più temuta dai magistrati. Allora vedete che è anche un controsenso. E concludo. Vedete che il tema è semplicemente questo. Si denuncia la giustizia domestica dei magistrati. Cioè qui dobbiamo fare questa riforma perché non vengono mai condannati. Beh, non è così. Io vi dico soltanto in questa
legislatura noi abbiamo avuto all'incirca 194-195 provvedimenti, si sono conclusi con una ottantina di condanne. Siamo all'incirca sopra il 40% e la media, lo dice il Consiglio d'Europa, più elevata comunque nelle fasce alte nella comparazione europea. E poi ancora, sapete chi ha la potestà disciplinare? Il Ministro di Giustizia. Cioè l'impulso disciplinare. Il Ministro di Giustizia è un pubblico ministero, il procuratore generale presso la Cassazione. In questa consigliatura il Ministro Nordio, cioè il Ministro di Giustizia, ha impugnato solo 5, forse 6 da ultimo, provvedimenti di assoluzione. Sapete quanti ne ha impugnati il procuratore generale? 54. Quindi paradossalmente è la politica che non fa il suo dovere. Il procuratore generale invece impugna continuamente ed esercita con grande responsabilità, se stiamo alla statistica, il suo ruolo. Grazie Presidente. Se ho capito bene, il fronte del no, da una parte, questa cosa se ce la può spiegare in breve e semplici parole, da una parte teme che con questa riforma avremo una magistratura più debole, però allo stesso tempo teme che i PM avranno maggiore potere e saranno, per così dire, dei giustizieri. Non è un controsenso? No, allora questo va spiegato, è vero, perché sul dopo gli scenari si aprono. Allora, abbiamo analizzato un po' il testo, vi ho detto la mia e vi ho detto le ragioni per cui già questi CSM saranno sbilanciati a favore della politica rispetto alla rappresentanza dei magistrati, al di là dei numeri. Però attenzione, il Presidente Benedetto dice non possiamo fare un processo alle intenzioni, nel senso che obiettivamente qui c'è una lettera di un testo costituzionale e poi c'è tutta una parte applicativa, perché dovranno arrivare ovviamente le normative attuative e lì si aprono degli scenari. Da questo punto di vista ha detto una cosa perfettamente corretta. L'unica cosa su cui lo devo, ahimè, lo devo correggere è quando dice che sta facendo un processo alle intenzioni. Io non posso rincorrere le intenzioni. Sì, è vero che alcune forze politiche di maggioranza hanno già espresso quello che è il loro disegno della giustizia, perché chiaramente fanno azioni politiche da tempo. Non possiamo dimenticare Berlusconi, quello che ha rappresentato è stato il padre fondatore della Polo della Libertà, di tutta la coalizione di centrodestra, ed è stato, adesso non c'è più, non voglio offendere la memoria di nessuno, ma è stato portatore di un immanente conflitto di interessi, per cui rispetto alle indagini che erano in corso ha cercato di difendersi non nei processi, ma dai processi attraverso una sequela di legge ad persona. È stato un momento molto conflittuale della nostra storia tra politica e la magistratura. Però attenzione, qui non è questione di rimandare al passato, qui è questione di rimandare al presente. Il ministro Nordio, in un'intervista al Corriere della Sera del 5 dicembre scorso e nel suo libretto che adesso ha pubblicato per convincere i cittadini a votare sì, scrive a pagina 122 e 123 qualcosa del genere. E cioè, guardate che si rivolge addirittura all'opposizione, a noi dell'opposizione. Io mi meraviglio, scrive più o meno, sto facendo una sintesi, mi meraviglio dell'opposizione che sta contrastando questa riforma. Ma guardate che ci saranno le elezioni, potrebbero vincerle loro, potrebbero andare loro al governo e avvantaggiarsi di questa riforma. È una riforma che serve a contenere, ad assicurare, pensate, scrive, libertà di azione alla politica rispetto al terzo potere. E ancora Tajani, e questo sono fonti aperte, potete recuperarlo, in un intervento pubblico davanti al suo partito ha detto guardate questo è il primo pilastro di questa riforma, dopo dovremo intervenire e togliere la direzione della polizia giudiziaria al pubblico ministero. Voi dovete sapere, piccolo retroscena, che nel precedente ordinamento fu una grande battaglia di Falcone riuscire a convincere il sistema
che la direzione della polizia giudiziaria, cioè di chi fa le indagini, spetta al pubblico ministero. Perché se non governi e non dirigi la polizia giudiziaria, tu sei un avvocato, e l'avvocato dell'accusa, come viene detto oggi, che riceve materiali di indagini fatti da altri. E se quando Tajani dice dobbiamo sottrarre la direzione della polizia giudiziaria ai pubblici ministeri, sapete cosa significa? La polizia giudiziaria è composta da 3 corpi. Guardia di Finanza rispondono al Ministro dell'Economia, Carabinieri rispondono al Ministro della Difesa, poi c'è la polizia che risponde al Ministro dell'Interno. E ancora una volta, quindi, la politica. Quello che voglio dire, qui è molto semplice domani fare scacco matto per mettere al riparo la politica, o meglio ancora il governo di turno, dall'inchiesta della magistratura. Si interviene con una norma per sottrarre al pubblico ministero la direzione della polizia giudiziaria, norma ordinaria, oppure ancora si lavora, c'è già nella Cartabia, per che il Parlamento, quindi la maggioranza di turno, definisca quali sono i reati da perseguire. E guardate che i reati da perseguire alla politica non piace che vengano perseguiti, ad esempio, il reato di corruzione, che è tipico dei colletti bianchi. Hanno abolito l'abuso ufficio, Nordio dice che i reati di corruzione vanno ridotti, gli strumenti investigativi, il Troia, sono stati ridotti addirittura le intercettazioni a 45 giorni. Nel suo libro ha detto che l'uso del Troia non va fatto quando si tratta di tangenti, semmai per mazzette modestissime. Capite? Per questa politica, e concludo perché Benedetto diceva io penso al povero cittadino, ma al povero cittadino ci ha già pensato questa maggioranza del governo, perché da quando è iniziato col primo decreto, pensate, l'hanno dedicato all'urgenza del paese, si sono insediati e hanno fatto Consiglio dei Ministri per addirittura creare una nuova fattispecie di reato, il rave party. Per come era formulato, bastava che 5 di voi vi riunivate in un casolare a ascoltare musica e andavate in galera non so per quanti anni. Tant'è che gli abbiamo detto, voi siete il professore non fa rave, però lo sa, gli abbiamo costretto a modificare un'assurdità, ma da allora sono intervenuti, decreto sicurezza 1, 2, disseminando, abolendo l'abuso d'ufficio, ridimensionando il traffico di influenze, riducendo a 45 giorni le intercettazioni e così via per quanto riguarda la classe politica e dei colletti bianchi. I cittadini oggi, voi, se vi sdraiate per strada dove c'è una strada a lunga percorrenza, un'infrastruttura strategica e via discorrendo, vi beccate oggi un reato, è un reato, oggi Gandhi sarebbe in galera continuamente, uscirebbe e entrerebbe dalla galera. E ci sono tantissimi reati, nuove fattispecie di reati, inasprimenti di pene che vanno a colpire il dissenso politico, le manifestazioni di protesta. Quindi, caro Presidente Benedetto, lei che è un liberale e addirittura non vota più perché è scomparso il Partito Liberale, se legato a quegli ideali non possiamo non denunciare che abbiamo una giustizia a 2 livelli. Sapete cosa succederà in prospettiva, e concludo? Quello che succede oggi negli Stati Uniti. Avendo un pubblico ministero a quel punto lì che è completamente sganciato dalla cultura della giurisdizione, sarà l'accusa, il pubblico accusatore sarà concentrato a provare l'accusa, però lui ha i mezzi, lui ha investigatori, ha consulenti, mentre invece quando ci capita di fronte il comune cittadino che non si può permettere un collegio difensivo particolarmente attrezzato, non si può permettere investigatori, consulenti, non li può pagare, negli Stati Uniti sapete che cosa succede? Succede che l'avvocato gli dice o metti sul piatto $100.000 oppure qui dobbiamo patteggiare. Ma come avvocato dobbiamo patteggiare? Io non ho fatto nulla, sono innocente. E sì, ho capito, ma se non ce l'hai $100.000 come fai ad affrontare tutte le spese? E allora patteggiano negli Stati Uniti anche gli innocenti pur di liberarsi presto e avere una condanna ridotta. Io Grazie. farò solo una domanda al Presidente Conte, la domanda è una, ma il Parlamento, cioè per lei, per il suo movimento, per il suo partito, la magistratura è sottoposta o no
al Parlamento, cioè a quanto il Parlamento italiano decide. Siamo una repubblica parlamentare, è il Parlamento che fa le leggi, poi le applica la magistratura per quanto di competenza, oppure no? Oppure la magistratura è sullo stesso piano del Parlamento, e dunque non sto parlando della politica, parlo della istituzione Parlamento. Mi risponda a questa domanda. 2 secondi. Certo che il Parlamento ha potestà legislativa e deve poter far leggi anche non gradite alla magistratura, ma il problema è un altro a cui dovrebbe rispondere il mio interlocutore qui presente. La magistratura accetta che la legge è uguale per tutti, la politica e i politici accettano che la legge è uguale per tutti, o perché uno ha ricevuto un voto, semmai con questi sistemi elettorali anche poco rappresentativi, un voto elettorale poi deve assicurarsi degli spazi di impunità ed è al di sopra della legge. La mia visione della politica e il primato della politica è collegato al fatto che i politici rispettano quel principio costituzionale a cui si è dedicato poi tanto anche un professore che ha insegnato in queste aule, Stefano Rodotà, e che rivendicava sempre che bisogna comportarsi con disciplina e onore, non sfuggire alla legge e pretendere di avere un salvacondotto dall'inchiesta. Buonasera a tutti, sono Irene Campitiello e faccio scienze politiche, quindi sono un po' una profana in questo argomento e io credo che sia il fronte del no che il fronte del sì debba rivolgersi a noi, a quelli che non masticano bene questa materia. Quindi vorrei fare una domanda a entrambi i fronti per par condicio. Innanzitutto vorrei chiedere al fronte del no, agli occhi di noi normali cittadini comunque, la giustizia ha dei problemi, è lenta e non garantisce spesso un giudizio percepito come veritiero, ok? Quindi se questa riforma non va a rendere la giustizia più efficiente e più rapida, cosa lo potrà fare? Invece per il fronte del sì vorrei chiedere come si va a sconfiggere il correntismo anche attraverso questa estrazione, questo sorteggio? Come possiamo essere sicuri che le persone che verranno sorteggiate poi non creeranno delle sorte di alleanze, di associazioni? Io credo che venga naturale un po' a tutti, anche se ci troviamo in situazioni che noi stessi non abbiamo scelto o che non hanno scelto persone che hanno le nostre stesse opinioni, creare legami con quelle persone. Quindi come questa cosa va a influire sul correntismo? Grazie in anticipo per la risposta. Rispondo velocissimamente, così semmai abbiamo anche spazio per un'altra domanda di un altro studente o studentessa. Come risolvere il problema? Allora è ben chiaro a tutti, qui non c'è un efficientamento della giustizia, del servizio giustizia, non certo con queste norme, non c'entrano nulla. E quindi è stato detto da Nordio, è stato detto dalla senatrice leghista Bongiorno, chiaramente. Continua soltanto la Presidente del Consiglio, ancora nel video di ieri, continua a dire che qui migliorerà l'efficienza della giustizia, ma questa è una presa in giro. Come si migliora? Con gli investimenti nelle strutture, nelle infrastrutture digitali, nel potenziamento della pianta organica dei magistrati, nella formazione degli addetti alla giustizia e la giustizia deve diventare evidentemente un obiettivo prioritario. Con i soldi del PNR in qualche modo dei miglioramenti sono stati fatti. Noi quando abbiamo preparato questo PNR abbiamo fatto c'è un capitolo importante per la giustizia, in parte realizzato, in parte no, ma è quella la direzione. Grazie a tutti. Ringrazio per essere venuti. Comunque, questo è il fatto che potrò fare